Pronti? 1, 2, 3. Convalidato il segnale con la velocità di Solista Desi che va subito a condurre. Solista Desi nei confronti di Rossano, poi all'esterno c'è Baui, più indietro Bimbo di Mille. Tanto 200 iniziali in 16,3 con leader Solista Desi. Rossano nella sua scia, mentre è rimasto all'esterno Bowie. Terza posizione lungo la corda per Bimbo di Mille che precede il numero 8 Venusia Jet che è ben partita, mentre vediamo c'è già all'esterno Tiletual in terza pariglia. Tanto primi 800 metri che stanno per essere completati da Solista Desi che conduce con un paio di lunghezze di vantaggio nei confronti di Rossano. 800 metri in 1:1,6, si viaggia veloci, quindi all'esterno ora c'è Zeno del Ronco che si trascina Tiletual. Zeno del Ronco scoperto al largo, Tiletual nella sua scia dopo aver superato Bowie. I due gradualmente si avvicinano, ma va via comunque sempre speditamente Solista Desi con in schiena Rossano. All'esterno Zeno del Ronco con Tiletual in scia, poi Bimbo di Mille, via via gli altri. Corsa che non ha avuto nessun cambiamento tattico e per il momento la testa continua a rendersi imprendibile. Rossano addirittura sposta all'esterno di Solista Desi a 600 dal palo e va al suo attacco. Rossano in grado di superare il Solista Desi a 450, almeno di mettere mezzo cavallo davanti. E intanto viene via con decisione anche Tiletual che ha superato Zeno del Ronco, più indietro Bimbo di Mille e anche Venusia Jet. Siamo sulla curva conclusiva con Rossano in vantaggio. Rossano è in testa su Tiletual, viene forte a centropista, poi Venusia Jet, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Tiletual che prende sotto tiro Rossano. Nel finale Tiletual passa per concludere e vincere nettamente su Rossano. Il terzo posto è per Venusia Jet che piega Zeno del Ronco. 1:16,1 preso naturalmente dallo start che vale parecchio di meno per Tiletual che rendeva 40 metri e Filippo Monti quindi vince ancora con Tiletual questo trofeo Croce Rossa italiana. La seconda vittoria per Tiletual nel trofeo Croce Rossa italiana, davvero una splendida cavalla, questa 10 anni di Alessandro Raspante che Filippo Monti ha guidato alla perfezione per piegare un comunque eccellente Rossano che ha liquidato ai 400 finali Solista Desi e poi ha cercato la fuga giocando d'anticipo su Tiletual che però ha messo in campo la propria classe e nel finale viene a vincere anche nettamente Filippo Monti che esulta, vince il trofeo Croce Rossa Italiana 2022. Secondo posto per Rossano, al terzo chiude Venusia Jet.